Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Lavoratori autonomi a rischio povertà, i dati della CGIA di Mestre tra il 2008 e i primi mesi dell'anno in Calabria, il 12% delle partite IVA hanno chiuso i battenti e per questa categoria non esistono neanche gli ammortizzatori sociali. Sentiamo. Una volta facevano parte del ceto medio produttivo, adesso sono considerati i nuovi poveri. Sono i lavoratori autonomi, categoria che comprende piccoli imprenditori, commercianti, liberi professionisti. Per loro gli anni della crisi sono stati devastanti. I dati Istat elaborati dalla CGIA di Mestre evidenziano che quasi il 26% delle famiglie che non hanno un reddito da lavoro dipendente vive al di sotto della soglia del rischio povertà. La Calabria è stata tra le regioni più colpite. Molte le attività infatti che sono state costrette a chiudere i battenti. Anni bui per il popolo delle partite IVA, una categoria che, a differenza dei lavoratori subordinati, non può usufruire neanche degli ammortizzatori sociali. Tornando ai dati, nello studio della CGIA di Mestre si legge che tra il 2008 e i primi 6 mesi di quest'anno il numero di partite IVA ritirate in Calabria è stata pari al 12%, poco inferiore al record di chiusure registrati in Emilia-Romagna. E ancora, tra il 2008 e il 2014, il reddito delle famiglie che si reggevano su questo sistema reddituale hanno subito un taglio agli introiti di oltre 6.500 euro, un dato che, tradotto in termini percentuali, significa una contrazione del proprio reddito di oltre 15 punti, mentre il reddito dei dipendenti in questo lasso di tempo è rimasto invariato. Numeri che dimostrano quanto la categoria dei lavoratori autonomi abbia pagato più di altre lo scotto della crisi economica. Dal 2008 ai primi 6 mesi dell'anno il numero di lavoratori autonomi è diminuito di 297.500 unità, in termini percentuali significa un meno 5,5% e le prospettive, almeno per il breve e medio periodo, non sono affatto rosee. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!